Alziamoci in piedi per adorare il nome del Signore, a Lui che è degno, che vive, regna nei nostri cuori. Sono circondato dalle mura, però so che presto cadrà. Sì, tu senti un rumore, è il suono della mia liberazione. La Chiesa è il suono. Stanno cadendo le mura, Dio la vittoria ci dà. Stanno cadendo le mura di Gerico, le mura di Gerico. Adesso sono meravigliato dell'opera che Dio ha fatto in me. Qui con le mani alzate, testimonio della mia liberazione. Testimonio della mia liberazione. Stanno cadendo le mura, la vittoria ci dà. Stanno cadendo le mura di Gerico, le mura di Gerico. Stanno cadendo le mura, la vittoria ci dà. Stanno cadendo le mura di Gerico, le mura di Gerico. Posso ascoltare il suono dei figli di Dio. Posso ascoltare il suono dei figli di Dio. Posso ascoltare il suono dei figli di Dio. Siamo liberi, alleluia, siamo liberi. Posso ascoltare il suono dei figli di Dio. Siamo liberi. Posso ascoltare il suono dei figli di Dio. Stanno cadendo, Dio la vittoria ci dà. Stanno cadendo le mura di Gerico, le mura di Gerico. Stanno cadendo le mura, Dio la vittoria ci dà. Stanno cadendo le mura di Gerico, le mura di Gerico. Alleluia, per la grazia del Signore siamo salvi. Signore Gesù Cristo si è salito sulla croce
per salvare io e te. Eravamo perduti, eravamo nella profondezza del peccato, non abbiamo meritato niente, ma Lui sulla croce ci ha guardato e la sua misericordia ci ha raggiunto. Voglio sentire solo le donne della Chiesa, solo le donne. Posso ascoltare il suono dei figli di Dio. Ancora più forte. Posso ascoltare il suono dei figli di Dio. Adesso solo uomini. Posso ascoltare il suono dei figli di Dio. Ancora più forte. Posso ascoltare il suono dei figli di Dio. Ancora una volta. Posso ascoltare il suono dei figli di Dio. Tutta la Chiesa stanno cadendo le mura. La vittoria ci dà. Stanno cadendo le mura. Le mura di Gerico. Le mura di Gerico. Stanno cadendo le mura. Dio la vittoria ci dà. La vittoria ci dà. Stanno cadendo le mura. Le mura di Gerico. Le mura di Gerico. Alleluia. Alleluia. Applauda il Signore più forte. Alleluia. Ti invito in questa sera a chiudere i tuoi occhi e ringraziare il Signore. Perché io so che il Signore ha fatto cadere tante mura nella tua vita perché tu ci fossi oggi qua. Il Signore ha distrutto tante barriere perché noi fossimo qua. Non dico soltanto in questo tempo, ma dico in Italia, in questa nazione. Il Signore ha lavorato nella nostra vita e questo è già un motivo per ringraziare il Signore. Tu hai già un motivo, prima che succeda tutto questo culto, noi abbiamo già un motivo per ringraziare il Signore. Il Signore ci ha già salvato, il Signore ci ha già raggiunti. E io voglio che tu preghi questa sera, che tu preghi: Signore, io sono qua per adorarti, io sono qua per ringraziarti, io sono qua per onorare il tuo nome, Signore. Padre, noi siamo qui, Signore, in questo culto, Padre, che noi dichiariamo che si chiama adorarti. Signore, noi siamo qui perché tu sei meritevole della nostra adorazione, della nostra lode. Signore, noi ci arrendiamo alla tua presenza, noi ci arrendiamo, Signore, sul tuo altare. Signore, tu hai già fatto tanto per noi, tu sei già dato il sacrificio per noi. E Signore, i nostri cuori siano pieni di gratitudine, Signore. Io non so cosa sta succedendo nella vita di ogni persona qua, ma io so, Signore, perché loro siano qua, molte muraglie sono cadute per terra. Signore, molte muraglie sono state buttate giù e per questo noi ti ringraziamo, Padre. Ringraziamo, Signore, perché dai principi il Signore ci ha amati, ci ha salvati, ci ha riscattati e ci ha portati alla tua luce, Signore. Signore, grazie, Signore, che questo sia un culto, che la nostra devozione a te possa essere sentita, Signore. Noi vogliamo donare tutto ciò che noi abbiamo, noi vogliamo donare la nostra lode, noi vogliamo essere una generazione che ti adora, una generazione, Signore, che non si ferma, Signore, davanti alle muraglie, ma, Signore, che ascolta la tua voce, che dichiara, Signore, che nonostante noi stiamo vedendo delle mura alzate, noi continueremo ad obbedire la tua voce, Signore. Signore, nel nome di Gesù, Signore, che la tua presenza possa essere sentita in questo luogo, che la tua presenza possa essere la cosa principale, Signore. Rese in
canzone all'agnello, quelli che sono andati da te e quelli che crederanno, cantando una canzone all'agnello. Il tuo nome è il più alto, il tuo nome è il più grande, il tuo nome è al di sopra di tutto. I troni e i domini, governi e poteri, il tuo nome è al di sopra di tutto. E gli angeli cantano, santo, tutta la creazione.
che il suo nome è il più alto. Il tuo nome è il più alto, il tuo nome è il più grande, il tuo nome è al di sopra di tutto. Sopra i troni e i domini, sui troni e i domini, governi e poteri, il tuo nome è al di sopra di tutto. Ancora una volta dichiariamo che il suo nome è, il tuo nome è il più alto, il tuo nome è il più, il tuo nome è al di sopra di tutto. I troni e i domini, governi e poteri, il tuo nome. Ancora una volta con tutta la tua forza. Il tuo nome è il più alto, il tuo nome è il più grande, il tuo nome è al di sopra di tutto. I troni e i domini, governi e poteri, il tuo nome è al di sopra di tutto. E gli angeli clamano santo, tutta la creazione santo, esaltato sei, santo, santo, santo il tuo popolo canta santo, sia re dei re, santo, e sarà santo per sempre, sempre sarai santo, santo per sempre, sei santo, tu sempre sarai santo, santo per ti adoriamo Gesù, esaltiamo il tuo nome Gesù. Spirito Santo di Dio, Santo Spirito di Dio. Santo, 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 tu sei santo, tu sei santo. Dio, tu sei qui, sono pronto anch'io. Ti prego, riempimi.
sei qui e sono pronto anch'io. Prego cielo di limite ad ogni cosa che possa portare lontano da me. E accendi un fuoco in me che purifica, mi rende libero di adorarti. Alleluia, alleluia, alleluia. Adoro te. Ti adoriamo, Signore. Ti adoriamo perché tu sei Dei. Dei, Dei, Dei. Oh, Dio, tu sei qui. Sono pronto. Sono pronto anch'io. Prego, riempimi ancora. Cielo di limite ed ogni cosa che possa portarmi lontano da te. Accendi un fuoco, accendi un fuoco in me che purifica, mi rende libero di adorarti. Accendi un fuoco in me che purifica, mi rende libero di adorarti. Alleluia, adoro te, alleluia, accendi un fuoco in me che purifica, mi rende libero di adorarti. Accendi un fuoco, accendi un fuoco in me che purifica, mi rende libero di adorarti.
purifica. Che purifica, mi rende libero di adorarti insieme. Accendi un fuoco e accendi un fuoco in me. Che purifica, mi rende libero. Liberi. Di adorarti, accendi un fuoco in me che purifica, mi rende libero di adorarti. Adoriamo Gesù. Consiamo il nostro cuore a te, Gesù. Hai visto il mio cuore rotto, hai versato il tuo oro sulle mie crepe per ricostruirmi, per darmi valore. Nei tuoi occhi non vedi ma c'è su cui costruire, pietra su pietra, mi hai dato una forma migliore. Hai visto e ora sono sul tuo altare, versa il tuo consuma, bruciai ora e ora. Versa il
Non ti fermare a ciò che posso offrire, brucia ogni parte di me. Tutto l'altare, niente può resistere. Non ti fermare a ciò che posso offrire, brucia ogni parte di me. Tutto l'altare, ogni mia pietra, niente può resistere. Non ti fermare a ciò che posso, brucia ogni parte di me. Tutto l'altare, ogni mia pietra, niente può resistere. Non ti fermare a ciò che posso offrire, brucia ogni parte di me. Tutto l'altare, ogni mia pietra, niente può resistere. E ora sono sul tuo altare. Nel mio cuore non so che può fare. Ora sono sul tuo altare. Il tuo fuoco consuma ogni mi ama, Egli mi ama, Egli mi ama, Egli mi ama, Alleluia! Alza le mani al cielo. Io voglio che tu riempa questo luogo con questa verità, perché Lui ti ama e Lui non ti lascerà mai, perché Lui ti ama. Più di tutto, Lui ti ama, Lui ti vuole bene, perché tu sei figlio, tu sei figlia. Dio, eccoci qua, tuoi figli che stanno disperando per la tua presenza, per il tuo Spirito, vieni Signore, e versa sulla tua chiesa, versa sulla tua famiglia, tuo Spirito, la tua grazia, il tuo amore, perché abbiamo bisogno di te. Vieni Spirito Santo! Vieni Spirito Santo! Benvenuti Signore! Egli ci ama! E niente cambierà questo amore che Lui c'è! Nulla! Nulla che possiamo fare cambierà suo amore. Neanche la profondità, l'altezza, la larghezza, neanche i demoni, neanche gli angeli. Niente cambierà. Non esiste niente di più importante su questa terra. Prima, su questa terra, la cosa più importante o la persona più importante che esiste, che è qua, è lo Spirito Santo di Dio. Lui che amministra la sua chiesa, che amministra il suo regno.
è lo Spirito Santo di Dio. Dopo di Lui, la persona più importante su questa terra sei tu. Sei tu la persona più importante. Per questo motivo Dio ha fatto abitare dentro di te la persona più importante che esiste, è lo Spirito Santo. La persona più importante è lo Spirito Santo e abita dentro della persona più importante su questa terra che sei tu. Amen? Abbiamo tanti motivi per lodare il Signore. Abbiamo tanti motivi per essere inginocchiato davanti a Lui, davanti alla Sua presenza, che non possiamo scrivere in un pezzo di carta, neanche un libro gigantesco. La Sua parola dice così. Un figlio suo è scritto questo salmo, un figlio secondo il suo cuore. Ha detto così: alleluia, lodate Dio nel suo santuario, lodatelo nella distesa dove risplende la sua potenza, lodatelo per le sue gesta, lodatelo secondo la sua somma grandezza. Lui è grande e ha scelto abitare dentro di noi. Questo è uno dei motivi in cui dobbiamo essere sempre davanti alla sua presenza, davanti al suo spirito, con un cuore spezzato, con un cuore gradito, un cuore di figlio obbediente. Amen? E cosa sono? Cos'è lode, adorazione? Tutto quello che viene fuori dal tuo cuore, che ingrandisce la presenza del Signore, che ingrandisce la persona del Signore, quello che viene di più sincero, di più puro. Può essere una parola, può essere una canzone, può essere una predica, una preghiera, può essere un gesto nella tua giornata. Sono tante cose che ingrandisce il Signore, che adora il Signore. E oggi siamo qua, in questo momento adesso dobbiamo, o meglio, vogliamo adorarlo continuamente con la nostra offerta, con la sua decima, perché anche questo è una cosa che ci fa adorare il Signore. Dal momento che io faccio questo con cuore gioioso, non con cuore pesante, non per forza, non perché è un obbligo, perché la Bibbia dice che devo dare, che devo fare, no, non è per questo, ma perché sono gradito di tutto ciò che Dio ha fatto nella mia vita. Pensa a te, dove è tua famiglia adesso? Dove potevano essere la tua famiglia adesso? O meglio, dove potrebbe essere la tua famiglia se non fosse la grazia di Dio? Io so che la mia figlia è qualche luogo lì, è là dentro. La mia moglie è a casa con la mia nuova figlia, la mia bimba piccolina così. Io sono gradito a Dio. Solo questo mi fa ingrandire il nome del Signore. Solo questo mi viene la voglia di offertare al Signore, perché non perché Lui mi ha dato, ma perché Lui mi fa felice anche nei giorni mali, anche quando tutto va male, quando sai quel giorno che non vuoi alzare i piedi, non dovrebbe alzare i piedi, non dovrebbe uscire da letto, alzarti da letto. Anche quel giorno Lui è presente, Lui è fedele e Lui versa su di noi la sua grazia. Per questo motivo volevo invitarti tutti quanti, alzati in piedi, fare una preghiera
Portanto, qua davanti un'offerta di gratitudine e la decima dell'obbedienza. Amen? Abbiamo motivi? Abbiamo, caro fratellone? Abbiamo tanti motivi, amen? Amen, preghiamo, dai. Preghiamo, ma non voglio pregare da solo. Fai tu la preghiera con tuo Dio. Fai un momento di... Fai un breve momento di conversazione con tuo Signore, con tuo Padre, quello che ti ha salvato. Amen? Padre Santo, Padre Dio maravilhoso, vogliamo consegnarti in questo momento, prima di tutto, il nostro cuore. Vogliamo mettere davanti alla tua presenza il nostro cuore e chiederti, Signore, se c'è qualcosa nel mio cuore che allontana la tua presenza di me, fai con che tuo spirito pulisci il mio cuore in questo momento. Sappiamo, perché c'è scritto nella tua parola, che se per acaso ho qualcosa contro un fratello mio o una sorella mia, la tua parola dice che è meglio non consegnarti l'offerta, ma prima devo sistemare questo problema, metterci d'accordo con mio fratello. Se è da liberare perdoni, dobbiamo liberare perdone. Quindi, Signore, se c'è qualcosa nel mio cuore in questo momento che impedisce della mia offerta essere un'offerta di adorazione, io voglio chiederti, Spirito Santo, pulisci il mio cuore, perdonami, benedice questo momento e ricevi questa offerta come un atto, un gesto di amore, di gioia per la tua presenza, amore per la tua opera, amore per la tua chiesa e per tutto ciò che stai facendo in questa città. In nome di Gesù, Padre, benedici il tuo popolo, benedici i tuoi figli, Signore, che portano qua in questo momento questo gesto di grazia, gesto di gioia, di gratitudine. È in nome di Gesù. Amen. Dio ti benedica. Nome di Gesù. Potete portare qua davanti. Se vuoi, ce l'abbiamo là dietro la macchinetta, se vuoi pagare, offertare con la carta. Ce l'abbiamo là dietro, con la chieula. Amen. Mentre i nostri bambini fanno la peregrinazione. Alleluia, approfittiamo che suona qua, stende la tua mano verso i bambini così. Dio vi benedica. In nome di Gesù, il futuro di questa città. Amen. Gloria a Dio.
abbiamo degli avvisi qua. Abbiamo qualche avviso per dare, dopo accendiamo le luci, va bene? Come andate? Come siete? Io ho visto qua, io sento qua che siete un po' silenziosi. Sì, è la presenza di Dio? Se è questo va bene, sta così, va bene? Amen? Così? Alleluia. Ragazzi, signori, signore, guarda cosa c'è domani alle 4 di pomeriggio. Domani alle 4 di pomeriggio c'è i talent. Abbiamo i talent. Io sarò qua sicuro, anche la mia moglie, anche l'Aurora sarà qua per vedere la prima presentazione di Lorena. Io so che anche tu che sei papà, sei mamma, un po' così speranzoso, cosa dice? Con aspettativa di vedere i suoi bambini, va bene? Io sarò qua domani alle 4 di pomeriggio, non dimenticate, bene? Saremo qua, in nome di Gesù, per lodare il Signore con i nostri figli, amen? E dopo il prossimo avviso è... non ho neanche detto nulla, state così già. Cosa avrà domani? Mercoledì? No, facciamo un'altra volta, se non c'è microfonia. Cosa avrà? Be brave. Adesso non parlano nulla. Be brave, mercoledì 16 alle ore? Adesso dopo parliamo tra di noi. Mi ha fatto, come si dice qua, mi ha fatto pagare un mico, come si dice? Amen. I prossimi avvisi, non ho sentito le donne, ho sentito solo le due lì. Mercoledì il 16 alle 8 di sera, be brave. Stavo giocando, stavo scherzando. Amen. Il nostro grande battesimo, io ho una cosa speciale con il battesimo, ho una cosa nel mio cuore. Una volta ho sentito, ero in un battesimo tanti anni fa, più o meno 15-20 anni fa. Eravamo lì con la gente che doveva battezzarsi. Eravamo lì che cantavamo delle lodi, lodiamo il Signore. E un pastore che c'era lì che faceva la celebrazione ha detto così: oggi il tavolo è a posto davanti ai nostri nemici, così vero? Nemici. Questo qua è uno dei giorni più importanti nella vita, non dei cristiani, di tutte le persone. Ci sono solo due, diciamo, ordini del Signore Gesù in tutta la Bibbia. Due. Una è il battesimo, l'altra è la Santa Cena. Quindi questo giorno qua sarà un giorno di gioia, di festeggiare, anche di mangiare, perché avrà qualcosina da mangiare là, da giocare, però non è questo l'obiettivo, va bene? È adorare il Signore con la propria vita. Quindi io vi consiglio, se non hai ancora deciso per fare il battesimo, cercate uno di noi, cercate il pastore, cercate per togliere qualche dubbio se ne hai, perché è un inizio di una nuova camminata nella vita spirituale. È dove praticamente iniziamo i nostri ministeri, la nostra vita con Gesù, con lo Spirito Santo. Da lì in poi sicuramente aumenterà l'intimità con Dio, la conoscenza di Dio, la conoscenza della parola di Dio. È un giorno molto, molto, molto importante. E festeggeremo il 20 alle ore 9 il nostro battesimo, il battesimo del Signore Gesù. Punta Gro Sirmione. Amen? Io ci sarò. Io so che non sarò da solo. Amen? Perché quello giorno mi piace vedere la gente andando giù là sulle acque. Lì mi viene una voglia di adorare il Signore e di dire: Dio, hai vinto, Signore, hai vinto. Ogni persona che va in battesimo è una vittoria al Signore Gesù. Amen? Prossimi avvisi?
Ah, non ho sentito nulla adesso. Alleluia! Siamo pentecostali, no? Siamo della Chiesa della Gloria, alleluia, yuhu! Nome di Gesù. Seguitemi. Faccio una domanda. Chi ha una chiamata di Dio? Facciamo un'altra domanda, perché ci sono mani che sono così, un po' timide. Chi ha una chiamata di Dio, però non è ancora sicuro cosa sia? Non avete vergogna. È normale. Anche io a volte mi viene qualche dubbio. Nessuno? Ah, c'è. Quindi vi consiglio, non perdete tempo con il nostro corso Seguitemi. Fate la vostra iscrizione già, perché è un corso importantissimo per prendere visione della Chiesa, per prendere visione della chiamata, per prendere visione di cosa è un ministero. Ci sono lì dei temi importantissimi che vedrai nel corso. Sicuramente toglierai dei dubbi che ci sono. E è una cosa importantissima, perché se hai voglia di servire il Signore, se hai voglia di fare qualche lavoro in chiesa, se hai voglia di essere un servo di Dio in chiesa, devi fare questo corso. Devi, per prendere visione di ciò che Dio ha versato e verserà ancora di più sulla nostra chiesa. È importantissimo. Non sappiamo ancora quando si inizierà, però le iscrizioni sono già aperte. Va bene? Sono stato chiaro? Facciamo l'opera di Dio? Vale la pena? Sì? Vale la pena? Certo, sicuramente vale la pena. Dio è buono. C'è ancora? Avvisi? B-Church. In nome di Gesù. Diamo un forte applauso a Gesù. Più forte. Alleluia. Siamo pentecostali, ragazzi. Alleluia, gloria a Dio. Adesso voglio chiamare qua il nostro pastore. Predicherà. Io so che sarà un tempo importantissimo al nostro cuore. Dio ti userà con potenza in nome di Gesù. Amen? Amen, pace del Signore Gesù Cristo a tutti quanti. Tutto bene? Mi spiace che non sono riuscito a salutarvi prima del culto, di solito cerco sempre di salutare tutti quanti. Andrea dice sempre che dovrei fare il politico, non il pastore, perché prima del culto passa a salutare tutte le persone. Ma non sono riuscito, ma vi saluto adesso con la pace del Signore. Bene, prima di cominciare la parola abbiamo un altro avviso che mi è appena stato chiesto di dare. Stiamo assumendo volontariamente, gratuitamente, maestre o maestri per il nostro culto B-Kids. Quindi tutte voi o tutti voi che avete piacere di lavorare con i bambini, di portare una parola ai nostri kids, di farli crescere nello spirito e volete servire in chiesa in questo modo, stiamo cercando persone che hanno il desiderio, hanno questo che gli brucia dentro il cuore. Sono persone che devono congregare in chiesa da almeno 6 mesi e devono aver fatto il corso Seguitemi o cominciare quello che sta per iniziare. Quindi se avete piacere di cominciare questo percorso, questa avventura, insegnando la parola di Dio ai nostri bambini, ai nostri B-Kids, alla fine del culto vi chiedo di parlare con la nostra pastora Andrea, che vi incamminerà in questo cammino molto gioioso e felice. Vi dico gioioso e felice per invogliarvi, in realtà non è vero, è bruttissimo no, scherzo, è una benedizione stare con i bambini, sarà una vera gioia per tutti quanti voi. Un altro avviso sempre in coda a questo: abbiamo anche bisogno di persone che hanno in cuore
di lavorare nella cucina della Chiesa. Quindi tutte voi o tutti voi che vi credete grandi cuochi e volete mettere questo talento per la gloria del Signore in quest'opera, sempre con lo stesso discorso di prima, il corso Seguitemi, venite pure alla fine del culto a parlare sempre con Andrea oppure con la nostra sorella Sandra, che adesso sarà là fuori impegnata a cucinare per tutti quanti noi. Amen? Quindi maestre e cuoche, maestri e cuochi, siete benvenuti perché c'è bisogno di voi. Amen? Bene, facciamo una preghiera prima di cominciare. Signore Gesù, in questo momento, Signore, dopo aver ricevuto una porzione del Tuo Spirito, questa gloria che è scesa su di noi durante le lodi, durante l'amministrazione, ti chiediamo, Signore, che in questo momento Tu possa parlare ai nostri cuori attraverso la Tua parola. Io so, Signore, che non ho niente da portare alla Tua Chiesa, ma io credo anche in un Dio di sovrannaturale, in colui che può trasformare vite, che può cambiare menti e cuori, che può rinnovare e restaurare partendo dalla Sua parola, la stessa parola che un giorno creò questa terra e che oggi può creare una nuova fede nel nostro cuore. Per questo io ti chiedo, Signore, che sia questa Tua parola questa sera a parlare, che sia il Tuo Spirito a ministrare ai nostri cuori e che questa Chiesa possa essere benedetta da Te. Per questo io ti prego nel nome di Gesù. Amen. Bene, oggi voglio portarvi una parola con un titolo magari un po' diverso dal solito, perché... Bene, grazie, mi avete spoilerato il titolo. Thank you very much. Va bene. Solitamente io ho già predicato in passato e sono sicuro che voi avete già sentito ministrazioni in un modo o nell'altro che ci parlano dell'andare avanti, no? Dell'avanzare. Il tema dell'avanzare è un modello ricorrente all'interno della parola di Dio. No, Dio vuole che noi andiamo avanti, Dio vuole che noi avanziamo. Questo è qualcosa che si ripete dall'Antico al Nuovo Testamento. Il profeta Geremia nel suo libro ci lascia molto chiaro che uno dei motivi principali per i quali il popolo di Israele nel suo pellegrinaggio nel deserto è completamente morto. Quelli che sono usciti dall'Egitto non hanno visto la terra promessa se non Giosuè e Caleb, tutti gli altri sono morti nel deserto. Questo è avvenuto a causa di un motivo, secondo il profeta Geremia, perché invece di andare avanti si sono voltati indietro, si sono voltati verso l'Egitto. Questo, come ho detto, è un tema che ricorre molto spesso, è molto conosciuta, i nostri bambini sicuramente addirittura conoscono la storia della moglie di Lot, no? Quando Dio ha deciso di distruggere Sodoma e Gomorra, ha deciso di salvare Lot insieme alla sua famiglia e ha detto: Lot, esci da questa città, vai nella città che c'è lì vicino, ma finché andate non voltatevi indietro. Lot e la sua famiglia escono dalla città, vanno verso questa città lì vicino, ma finché sono in cammino e questa pioggia di fuoco scende dal cielo su Sodoma e Gomorra per compiere il giudizio di Dio, la moglie di Lot si volta indietro verso Sodoma e Gomorra e viene trasformata in una statua di sale, no? È molto incentivante, no? Un versetto che ci esorta molto, lo troviamo in Ebrei al capitolo 10, quando lo scrittore della lettera agli Ebrei ci dice: noi non siamo di quelli che tornano indietro a loro perdizione, ma siamo di quelli che hanno fede per ottenere la vita, di quelli che avanzano, di quelli che vanno avanti. Il tema dell'avanzare, il tema dell'andare avanti è qualcosa che si ripercorre molte volte all'interno della parola di Dio, ma oggi, come potete vedere qua, vorrei parlarvi di un tema quasi contrario, un tornare indietro, un retrocedere, ma un retrocedere che possa servire per poi avanzare, perché sicuramente noi come cristiani dobbiamo andare avanti, come ho detto la Bibbia ci lascia questo molto chiaro, no? E
La nostra vita cristiana nella parola è spesso paragonata a una camminata o meglio a una corsa, e noi non possiamo vincere una corsa se corriamo all'indietro. Per vincere una corsa dobbiamo correre sempre in avanti, e la via sulla quale dobbiamo correre la conosciamo bene. È la via che Gesù ci ha descritto in Matteo al capitolo 7, quella via angusta, quella via stretta, quella via che porta al regno dei cieli. E quella via è Gesù stesso. Lui ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Ma questa via stretta che ci porta al regno dei cieli, che Gesù ci ha descritto come una via angusta, se vogliamo dare una descrizione forse un po' più precisa di questa via, non dobbiamo immaginarcela come una via unica che va dritta. È una via che ha tante diramazioni, è una via che ha tanti bivi, è una via che ha tante svolte. E noi come cristiani dobbiamo restare molto attenti a camminare dritti su quella via principale, perché solo quella è Cristo, e tutte le altre diramazioni sono tutte piccole vie che ci allontanano da raggiungere la vita, da essere quelli che hanno fede di avanzare per raggiungere la vita. Per questo voglio, per introdurre questa parola, ma sarà poi il testo che ci accompagnerà in questo momento, in questa serata, è Apocalisse capitolo 2, leggerò dal versetto 1 in avanti. Apocalisse capitolo 2, dal versetto 1 in avanti, dice così: all'angelo della chiesa di Efeso scrivi: queste cose dice colui che tiene le 7 stelle nella sua destra e cammina in mezzo a 7 candelabri d'oro. Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza, so che non puoi sopportare i malvagi e hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, ma che in realtà non lo sono e che tu hai trovato bugiardi. So che hai costanza, hai sopportato molte cose per amore del mio nome e non ti sei stancato. Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Possiamo rileggere insieme questo versetto? Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Versetto 5. Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima, altrimenti verrò da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi. Leggiamo anche questo versetto insieme, leggilo con un po' di forza, altrimenti te lo farò ripetere un'altra volta. Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima, altrimenti verrò da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi. Tuttavia è questo che detesti le opere dei Nicolaiti, che anch'io detesto. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita che è nel paradiso di Dio. Amen, fino a qua. Bene, il libro dell'Apocalisse, il libro più escatologico della Bibbia, che ci racconta gli avvenimenti degli ultimi giorni, inizia con queste 7 lettere che l'Apostolo Giovanni scrive a 7 chiese realmente esistite. Erano 7 chiese dell'Asia Minore, chiese quasi tutte fondate dall'Apostolo Paolo, e sotto dettatura di Gesù stesso l'Apostolo Giovanni all'inizio di questo libro, il libro finale della Bibbia, l'Apocalisse o il libro della Rivelazione come è spesso chiamato, scrive 7 lettere a queste 7 chiese. I teologi attribuiscono a queste lettere, ad ognuna di queste lettere, 3 interpretazioni distinte. La prima interpretazione è quella letterale, ovvero Gesù stava veramente scrivendo una lettera, dettando una lettera per quella chiesa di quell'epoca, di quel contesto. Quindi
Efeso, nella chiesa di Efeso a quel tempo passava per dei problemi. Gesù ha detto delle cose a quella chiesa, la chiesa di Laodicea passava per dei problemi, Tiatiri, Smirne, Pergamo, tutte le altre. La seconda interpretazione è quella che ognuna di queste 7 chiese rappresenta un periodo storico della Chiesa su questa terra, quindi dall'età apostolica, dal primo secolo fino a oggi. Ognuna di queste chiese rappresenta un periodo storico della Chiesa e questo va in ordine cronologico, quindi se queste 7 chiese finiscono con la chiesa di Laodicea o di Filadelfia, quello che i teologi rappresentano come noi oggi, la Chiesa dei giorni nostri, se dicono che la chiesa di Tiatiri è la chiesa dell'età del Medioevo, la chiesa di Efeso, che è la prima delle 7 chiese a ricevere una lettera in ordine cronologico, rappresenta la prima chiesa cristiana, la chiesa apostolica, la chiesa di cui faceva parte Pietro, Giacomo, Giovanni, tutti gli apostoli, Paolo, tutti questi grandi nomi che noi troviamo all'interno delle scritture. Ma c'è una terza e dovuta interpretazione su queste 7 lettere, perché se è vero che possono sì avere un contesto letterale, quindi riferito a quella chiesa in specifico in quel periodo, se è vero che ognuna di queste chiese si riferisce a un contesto storico della chiesa dall'età apostolica fino a oggi, è anche vero che ognuna di queste lettere, così come ogni parola della parola di Dio, deve parlare anche oggi ai nostri cuori. Quindi quella lettera che Gesù scrive alla chiesa di Efeso non è soltanto per quella chiesa primitiva, quella chiesa del primo secolo, è una lettera che deve toccare anche oggi i nostri cuori, altrimenti non sarebbe all'interno della parola di Dio. Noi sappiamo che tutta la scrittura è attuale, tutta la scrittura può parlare ai nostri cuori. C'è scritto nella lettera ai Romani che tutto quello che ci è stato tramandato per nostro insegnamento è stato scritto. Quindi ogni parte della scrittura può e deve in qualche modo toccare i nostri cuori. E è interessante che questa chiesa di Efeso, come abbiamo detto, era la chiesa primitiva, era la chiesa di Atti 2, la chiesa battezzata con lo Spirito Santo, la chiesa che metteva tutto in comune, la chiesa che spezzava il pane, la chiesa che si riuniva unita al Tempio a cultuare Dio e poi si univa nelle case per cultuare, in piccoli culti in casa, quella che si univa nelle catacombe per cultuare. Insomma, era proprio la prima chiesa, la chiesa che aveva la dottrina più sana di tutte, la dottrina che era stata tramandata da Gesù stesso pochi anni prima. Oggi ci sono tante denominazioni e in ogni denominazione ognuno fa le sue dottrine, la maggior parte sono dottrine umane. Noi come B-Church cerchiamo di essere il più possibile vicini a quello che la Bibbia ci insegna, ma molte delle dottrine che noi viviamo qua sono dottrine umane. E quella chiesa invece era la chiesa che senza dubbio aveva la dottrina più sana di tutte. Ma nonostante tutta questa sanità dottrinale, era una chiesa che aveva un grosso problema che Gesù descrive in questa lettera. Gesù dice: io ho contro di te che hai abbandonato il tuo primo amore. Pensate, una chiesa teologicamente perfetta, una chiesa di maestri della parola, una chiesa dottrinalmente perfetta, ma che aveva abbandonato la cosa più importante, il suo primo amore. Mi ricordo, oggi non è qua presente il nostro fratello Giacomo, ma mi ricordo e penso che mi porterò per tutta la vita dentro una predicazione che ha fatto diversi anni fa, in cui sottolineava una cosa in questo testo, che abbandonare il primo amore è diverso da perdere il primo amore. Perché tutti quanti noi spesso perdiamo qualcosa. Quante volte perdiamo le chiavi di casa, no? Non sappiamo dove le abbiamo messe, in casa, in macchina, da qualche parte le abbiamo perse. Abbiamo fatto apposta a perdere? No, non abbiamo fatto apposta, ci siamo dimenticati.
Quante volte abbiamo perso delle monetine, no? Ah, ho perso 2 euro, mi servivano per il carrello. No, quante volte abbiamo perso qualcosa casualmente? Perché quando perdiamo qualcosa non lo facciamo apposta, ma quando abbandoniamo qualcosa, l'abbandonare è un atto volontario. Non è qualcosa che si perde casualmente, non è qualcosa che si perde perché si è dimenticati dove lo si è lasciato. Quando noi abbandoniamo qualcosa è perché abbiamo voluto abbandonarlo. E questo è quello che Gesù sta criticando a questa chiesa. Tu non hai perso il primo amore perché l'hai dimenticato. Non hai perso il primo amore per così, per sbaglio. No, tu hai abbandonato il primo amore. Tu hai lasciato da parte il primo amore. Tu hai lasciato da parte me. E finché preparavo questa parola, il mio pensiero, no, è stato: io spero di cuore che oggi questa parola non parli con nessuno, perché non deve parlare con nessuno, perché non dovrebbe esserci nessuno in questo luogo come in nessun'altra chiesa cristiana che ha abbandonato il suo primo amore. Questa è la mia speranza, e oggi voi state dicendo: questa parola non è per me, io non ho abbandonato il mio primo amore. Ma se per sbaglio questa parola deve parlare con qualcuno, la mia preghiera è che questa sera Dio possa far sì che persone possano uscire da qua ritrovando il loro primo amore, che è la cosa più importante che noi come cristiani dobbiamo vivere, perché possiamo essere una chiesa dottrinalmente perfetta, possiamo essere grandi conoscitori, maestri della parola. Può venire Gesù stesso sulla terra a insegnarci la Bibbia, ma se noi abbandoniamo il nostro primo amore, abbandoniamo tutto, abbandoniamo la cosa più importante che un cristiano deve avere. In questa lettera Gesù ci dà alcuni principi, alcune chiavi che ci possono far tornare al nostro primo amore. E ce le dice in questo versetto 5 che abbiamo ripetuto insieme, quando Gesù dice: ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e torna a fare le opere di prima. Il primo passo, il primo punto di questo processo di ritornare al nostro primo amore è quello di ricordarci da dove siamo caduti. Vi confesso che per anni questo versetto mi ha tormentato, perché non riuscivo a intendere veramente il significato di quello che voleva dire questa parola. Io anzi attribuivo un significato completamente diverso a quello che è il vero significato di ricordati da dove sei caduto, perché pensavo: ricordati da dove sei caduto vuol dire ricordati da dove Gesù ti ha tratto, ricordati dove vivevi prima che Gesù ti incontrasse, ricordati la brutta vita che facevi prima, quando eri perso nelle droghe, quando eri perso nell'alcolismo, quando eri perso in quello che vivevi, e lì Gesù ti ha tirato su. Ricordati di questo. Ma in realtà, quando la Bibbia ci dice ricordati da dove sei caduto, non sta assolutamente parlando di questo. Questa parola caduta è la stessa parola che noi troviamo in Romani 5,15, in Romani 5,18, quando l'Apostolo Paolo ci sta spiegando la caduta del primo Adamo, la caduta del primo uomo. Quando Giovanni sotto dettatura ci dice ricordati da dove sei caduto, quello che ci sta dicendo è: ricordati qual è stata la tua caduta, ricordati che cosa ti ha fatto abbandonare il tuo primo amore. Ricordati che cos'è che è successo nella tua vita, a cosa hai dato attenzione affinché il primo amore si allontanasse da te. Che cosa hai messo al posto di questo primo amore? Fratelli, io non lo so che cosa voi possiate aver messo, se avete messo qualcosa davanti al primo amore di Gesù. Io durante la mia camminata cristiana, in questi 15 anni di camminata cristiana, molte volte ho messo molte cose davanti a Gesù. In primo luogo io ho messo le mie amicizie di un tempo davanti a Gesù.
E una delle mie preghiere in passato affinché potessi vivere una vita piena con Lui, Gesù l'ha risposta allontanando tutte quelle amicizie da vicino a me. Io non volevo abbandonarli, erano i miei migliori amici, erano come dei fratelli, persone della mia famiglia, le persone a cui tenevo di più, persone con cui passavo 10 ore al giorno. Ma affinché io potessi vivere una vita piena con Cristo, io dovevo abbandonare queste persone, altrimenti queste persone avrebbero fatto sì che io abbandonassi il mio primo amore. E non lo so se tu ti trovi nella stessa situazione, se magari ci sono persone, frequentazioni che oggi tu hai che non ti fanno vivere a pieno questo primo amore, persone che con il loro modo di vivere che è lontano da quello che Gesù vuole che tu faccia e tu viva, ti portano lontano da quello che è la vita che Gesù ha per te, ti portano lontani da questa via che Gesù vuole che tu percorra. Forse per te non sembrerà un tornare indietro, perché dici: ah, non sto peccando, non sto facendo cose cattive, non sto uccidendo qualcuno, non sto tornando indietro come gli ebrei che si voltavano verso l'Egitto desiderando di tornare d'Egitto invece di andare nella terra promessa. Ma forse queste persone, queste amicizie ti stanno portando in uno di questi bivi, di queste diramazioni, di questa via che è Gesù, e queste diramazioni ti portano lontano da quello che è l'obiettivo che Gesù ha per la tua vita. Queste diramazioni, anche se tu sembra che stai avanzando, in realtà ti stai solo allontanando da Lui. Durante la mia camminata cristiana io ho dovuto combattere con la musica addirittura. No, oggi molto spesso ci sono questioni: si può ascoltare musica del mondo, non si può ascoltare musica del mondo, ci sono chiese che lo permettono, chiese che non lo permettono, dottrine diverse. Alcune di queste sono umane, come abbiamo detto prima, ma io nella mia vita ho dovuto combattere contro la musica, perché io ascoltavo rap, mi piaceva il rap, rappavo, no? E questa musica mi portava a desiderare di vivere quello che i testi di queste canzoni dicevano. Quando io ascoltavo musica rap, ascoltavo 1, 2, 3, 4 volte, iniziava a entrarmi nella testa, mi veniva il desiderio: ah, voglio tornare a drogarmi, ah, voglio tornare a fumare, ah, voglio tornare a alcolizzarmi, voglio tornare a guardare le ragazze, eccetera, eccetera. La musica rap faceva questo nella mia vita, avevo questo effetto. E io ho dovuto tagliare completamente la musica dalla mia vita. E tu potrai dire: ma dai, la musica, no, non c'entra niente, la musica non ti fa peccare, è solo musica. Ma fratelli, esistono in questa via tante diramazioni, sembrano un niente, ma che quando le prendi un po' alla volta ti allontanano così tanto da Gesù che tu non lo percepisci neanche. Ma quando te ne percepisci sei troppo lontano. Che cos'è che ti sta allontanando dal primo amore? Per cosa stai abbandonando il primo amore? Forse difficoltà che hai trovato nella tua camminata cristiana. Per me c'è una parabola nella Bibbia che racconta Gesù, la parabola del buon samaritano. È sempre stata una parabola che ha parlato al mio cuore per delle parole specifiche che ci sono, perché noi conosciamo questa parabola. C'era un viandante che stava andando da Gerusalemme a Gerico e i briganti, i ladri lo trovano per strada, lo picchiano, gli rubano tutto, lo lasciano mezzo morto per terra. Gesù racconta che passa da lì un sacerdote, vede, e è su questa via, io mi immagino questa via che è Gesù, questa via che ci porta alla vita eterna, questa via che noi dobbiamo percorrere andando avanti. Passa questo sacerdote, vede il brigante su questa via, vede la difficoltà di doverlo aiutare, la difficoltà di dover fare qualcosa per lui, vede questa difficoltà. E sapete che cosa dice la Bibbia? Il sacerdote andò dall'altro lato della strada e proseguì la sua camminata. La stessa cosa succede dopo, perché passa un levita, uno di quelli che cantavano nel Tempio di Gerusalemme. Passa, vede quest'uomo per terra, mezzo morto, e la Bibbia ci dice che anche lui passa dall'altro lato della strada. Questo passare dall'altro lato non significa che stavano tornando indietro, no, continuavano la loro camminata, ma non la continuavano più su questa via, la continuavano sull'altro lato.
che cosa ci sta allontanando, che cosa ci sta facendo abbandonare il nostro primo amore. Il successo a volte ci fa abbandonare il nostro primo amore. E non sto parlando di successo come quelle persone che hanno migliaia, miliardi di visualizzazioni su Instagram, su YouTube, ma un semplice successo nella nostra vita. Sai, quelle volte che tu preghi perché desideri qualcosa, preghi, sei su questa via, ti avvicini sempre di più, digiuni perché vuoi qualcosa, Gesù finalmente ti dà quella cosa, e quando te la dà, smetti di avere questa vita di intimità con Lui, smetti di pregare, smetti di digiunare, smetti di avere questa vita di profondità. Il successo non ti fa magari tornare indietro, ma ti fa prendere una di queste diramazioni. È il successo della cosa che finalmente volevi e che Dio ti ha dato, ma quando te l'ha data, tu hai cominciato ad abbandonare questo primo amore. E questo è un esempio che noi troviamo molto chiaro nella Bibbia. La Bibbia ci parla di Abramo, quest'uomo. Proprio l'altro giorno Benjamin sta facendo la sua lettura biblica a casa. L'altro giorno gli ho fatto leggere 3 capitoli della Bibbia e ha letto 3 capitoli di Genesi. E quando leggi i capitoli poi gli dico di venire, che lo interrogo, no? Su quello che ha letto, per vedere se ha letto veramente bene. E ho detto: Benjamin, cosa hai letto oggi? Ho letto questo capitolo. E di cosa parlava? Era tutto uguale. C'è Abramo che va in una città, costruisce un altare, poi va in un'altra città, costruisce un altro altare, poi va in un'altra città, costruisce un altro altare. E veramente, se noi andiamo a vedere questi capitoli di Genesi, Abramo non fa altro, va di città in città per raggiungere la terra promessa, e ogni tappa che fa costruisce un altare. Sapete quando è che Abramo smette di costruire altari? Ciò che Abramo desiderava era il compimento della promessa di Dio, la nascita del suo figlio Isacco, il figlio della promessa. E finché Isacco non nasce, Abramo continua a costruire altari. A partire dal momento che Isacco nasce, la Bibbia non ci dice più neanche una volta che Abramo costruì un altare, se non il giorno in cui Dio lo obbligò a costruirlo, dicendogli: adesso tu sacrifichi tuo figlio per me, adesso tu costruisci un altare per me, per vedere se veramente vuoi tornare al primo amore. Ma fino al raggiungimento del successo, questo successo che era il figlio, lui costruiva, pregava, digiunava: Dio dammi il figlio, Dio dammi il figlio. Quando finalmente il figlio ha il figlio, Dio gli dà il figlio, smette di costruire altari, abbandona questo primo amore. Che cosa ti sta facendo abbandonare il tuo primo amore? Io ti parlo così e ripeto, spero che in realtà non sto parlando con nessuno qua dentro, ma se sto parlando con qualcuno di voi, che cosa ti sta facendo abbandonare il tuo primo amore? Quel primo amore che tu sentivi quelle prime volte in cui lo Spirito Santo ti toccava il cuore, quel primo amore che ti faceva alzare le mani, che ti faceva piangere alla presenza di Dio, quel primo amore che non ti lasciava in pace. Tu venivi in chiesa e da quando entravi in chiesa non desideravi altro che sentire quella presenza di Dio che avevi sentito il culto precedente. Cos'è che ti sta facendo abbandonare questo primo amore? E non è l'amore del fare, è l'amore del sentire, dell'essere, del sentire che sei figlio, del sentire che sei figlia, del sentire che sei amato. Gilson ha detto una cosa bellissima prima: dopo di Gesù noi siamo le persone più importanti qua dentro, e siamo le persone più importanti perché Gesù è morto per noi, tanto importanti che siamo, perché Lui era il nostro primo amore, Lui ci ha amati per primo. E che cosa ci sta facendo abbandonare oggi questo primo amore? Quando, se Gesù è questa via su quale noi stiamo camminando, quando noi abbandoniamo questa via, quando noi entriamo in una di queste diramazioni, il nostro rapporto con Gesù in qualche modo si spezza. È questo che avviene secondo la profezia di Isaia, quando al capitolo 59 dice: sono state le vostre iniquità che vi hanno separato da Dio.
per noi può sembrare una sciocchezza, no? Sono solo amici, sono solo i miei amici di infanzia, sono solo i miei parenti, come posso stare senza di loro? È solo musica, è solo un successo. Tante volte noi ci nascondiamo, no? Sotto quest'ombra dei peccatini, e sapete cos'è che forse non ci fa percepire quello che stiamo facendo? La mancanza di punizione. Perché noi commettiamo il peccatino, no? E ci guardiamo indietro, cioè, Dio non ci ha fatto niente, andiamo avanti, facciamone un altro, e cioè, non ci ha fatto niente. Mi ricordo che quando, non so se avevo già raccontato questa storia, quando ero piccolo, l'altro giorno stavamo parlando con alcuni fratelli su quanto duri sono i genitori brasiliani, no? No, molto, non voglio dire violenti, però sono molto duri nell'educazione, diciamo, no? Con il scinello, con la frusta, Io personalmente ho avuto un'infanzia felice in confronto di molti brasiliani, perché i miei genitori mi hanno lasciato fare un po' quello che volevo. Però mi ricordo una volta, non se forse per molti brasiliani è difficile ricordarsele tutte perché magari sono tante, io mi ricordo l'unica volta che mio papà me ne ha date tante, ma tante proprio. Ero in vacanza, ero piccolino, ero in vacanza con i miei genitori, alcuni amici dei miei genitori, e avevano comprato dei cioccolatini francesi, costavano un sacco di soldi, e me ne aveva dato uno a me e uno a mio fratello, e poi ci ha mandato a dormire, e tutti gli altri cioccolatini erano per loro e per i loro amici. Noi siamo andati a dormire e loro sono rimasti fuori in giardino a parlare, e i cioccolatini erano sul tavolo della cucina. E io, non riuscendo a dormire, immaginate che sono un po' goloso, a un certo punto mi sono alzato, sono andato in cucina, ho visto questa scatola di cioccolatini e ho preso un cioccolatino, l'ho mangiato e sono tornato in camera. Buonissimo. Dopo 5 minuti torno di là e ne prendo un altro, dopo un altro, insomma ho fatto fuori tutta la scatola di cioccolatini, e finché la mangiavo non vedevo nessun problema, non avevo nessuna conseguenza per quello che stavo facendo. Quando mio papà è entrato in casa finalmente per prendere i cioccolatini e mangiarli con i suoi amici, ha visto la scatola vuota e io che probabilmente avevo cioccolato dappertutto, mi sono preso la mia unica bastonata della mia vita da mio papà. Però, fratelli, questo è per dire che finché io commettevo questo peccatino, questa disobbedienza, non c'era niente di male, non vedevo conseguenze. Guardavo la porta, mio papà non entrava per punirmi. Quando poi mio papà mi ha punito è perché ormai era troppo tardi. Quando noi facciamo queste piccole deviazioni, forse non ci accorgiamo che ci stiamo allontanando da questa via. Sembra sempre un avanzare, non siamo lontani. Efeso era una chiesa sana dottrinalmente, era una chiesa temente a Dio, era una chiesa di maestri, era una chiesa che avanzava, ma non si stava accorgendo che aveva preso una deviazione. Quella deviazione un po' alla volta la stava allontanando da Dio. Per questo questa parola non è per il peccatore che sta venendo dal mondo, questa parola è per la chiesa di Dio. Gesù ha scritto questa parola a una chiesa, è a questa chiesa che non sta seguendo questa via, ma si sta buttando in una di queste diramazioni. E a questa chiesa Gesù dice: ricordati, e cos'è che ti ha fatto abbandonare il primo amore. Come prima cosa prendi coscienza di questo, come prima cosa ricordati da dov'è che sei caduto, questa caduta che un giorno fece peccare Adamo e che oggi porta fuori strada tutti quanti noi. La seconda cosa che... No, è giusto l'orologio, sono già le 9:40. La seconda cosa che Gesù ci consiglia in questo versetto
è ravvediti, ricordati da dove sei caduto e ravvediti. Quando noi capiamo da dove siamo caduti, quando noi ci rendiamo conto cos'è che ci ha fatto abbandonare il nostro primo amore, lì noi dobbiamo vivere questo cambio di direzione. Il ravvedimento letteralmente è un cambio di direzione, è il tornare indietro di cui ci parla il titolo di questa parola. Per questo ho detto noi dobbiamo tornare indietro, perché abbiamo preso questa deviazione, da questa deviazione noi dobbiamo ritornare indietro se poi vogliamo avanzare di nuovo. Il ravvedimento è qualcosa che oggi noi dobbiamo fare, noi che ci siamo allontanati dal primo amore, noi che lo abbiamo abbandonato, noi che abbiamo messo qualcosa davanti a Dio. Dico noi perché tutti quanti noi oggi o domani possiamo cadere in questa situazione. Quando noi ci accorgiamo da dov'è che siamo caduti, noi dobbiamo tornare indietro. Ciò che ci può fare convincere a tornare indietro, io credo che sia l'amore che Gesù ha dimostrato per noi. Quando noi intendiamo, quando noi conosciamo Gesù, quando noi conosciamo questo amore, allora lì noi torniamo indietro. È questo amore che ci costringe a tornare indietro, dice l'Apostolo Paolo. L'amore di Cristo mi costringe. L'amore che Gesù ha provato per te quando è salito sulla croce. L'amore che Gesù prova per te oggi. L'amore che Gesù provava per te quando eri ancora un peccatore. Questo amore ci deve convincere a ritornare indietro, ci deve convincere a ravvederci. In Romani, al capitolo 2, c'è scritto: non riconosci la bontà di Dio, ci porta, ci spinge al ravvedimento. È questa sua bontà, è questo suo amore, questa sua misericordia, è Gesù Cristo che ci deve spingere, che ci spinge a tornare indietro dalle nostre vie. A me piace tanto la storia del re Giosia. Il re Giosia è stato il migliore re che Israele, che Giuda abbia mai avuto. Quando noi pensiamo ai migliori re, noi possiamo pensare a Davide, a Salomone, ma la Bibbia ci dice che il migliore re non è stato Davide né Salomone. Il migliore re è stato Giosia. Sapete perché è stato Giosia? Perché Giosia si è comportato in tutto e per tutto in modo perfetto. Ci sono stati tanti re bravi nella Bibbia, ma Giosia è stato perfetto. Ci sono stati tanti re che hanno portato Israele alla vera adorazione, ma con tutti questi re sempre restava qualcosa di sporco, sempre restava un peccatino, sempre restava qualcosina nel popolo di Giuda o nel popolo di Israele. Ma quando Giosia diviene re a solo 8 anni, lui da subito inizia a fare una pulizia del tempio, a riportare il vero culto, comincia a mettere tutti in riga, a far sì che tutti quanti inizino a cultuare veramente bene Dio, finché un giorno non arriva il sacerdote che gli porta il libro della legge. Giosia non aveva mai letto il libro della legge, la Bibbia per noi. Giosia legge la Bibbia, legge il libro della legge, e nonostante si stesse comportando così bene, nonostante avesse portato il popolo di Giuda a vivere un vero culto a Dio, nonostante avesse pulito il tempio da tutte le schifezze che i suoi predecessori avevano messo, di idolatria, eccetera, eccetera, nonostante stava avanzando Giosia leggendo la Bibbia, si strappa i vestiti e dice: ma che cosa stiamo facendo? Ancora non siamo perfetti, ancora c'è tanto da migliorare. Giosia da quel momento comincia a ripulire completamente sia il regno di Giuda sia il regno di Israele, anche se lui non regnava su Israele, ma anche sul regno di Israele comincia a ripulire tutto affinché tutto il popolo vivesse in un modo perfetto davanti a Dio. Questa parola perfetto è una parola grande, no? Dice: ma noi dobbiamo vivere in modo perfetto. Non è che è difficile vivere in modo perfetto, è difficile. Sapete, quando Gesù però fa il suo sermone della montagna, quando comincia, Matteo capitolo 5, Gesù comincia con le beatitudini, no? E dice: beati i puri di cuore,
beati gli umili di spirito, beati i misericordiosi, beati tutte queste, beati coloro che sono perseguitati. E poi continua dicendo: hai sentito dire non uccidere, ma io ti dico, se solo tu odi tuo fratello, vuoi fare del male a tuo fratello, stai già peccando. Hai sentito dire non adulterare, ma io ti dico, se solo pensi nel commettere adulterio, stai già peccando. E poi Gesù dà quel grande comandamento in cui dice: ama il tuo prossimo. Alla fine di tutta questa lista di cose che sono difficilissime da compiere, Gesù dice alla fine di Matteo 5: siate perfetti come io sono perfetto. Gesù ci chiede di vivere questa perfezione, così come Giosia aveva vissuto la perfezione. È possibile vivere questa perfezione, ma non è possibile, mai lo sarà con la nostra capacità. Mai lo sarà. A me viene da ridere certe volte quando sento dire il Vangelo di Gesù è semplice. Il Vangelo di Gesù, fratelli, è tutto fuorché semplice. Quantomeno non è semplice da vivere. Il Vangelo di Gesù è complicato da vivere, è più che complicato, direi è impossibile da vivere il Vangelo di Gesù. È impossibile da vivere la legge di Cristo di cui ci parla la Bibbia. È impossibile. L'unica cosa che può renderlo facile o estremamente facile è la grazia di Dio. È l'unica cosa che ci può permettere di vivere appieno il Vangelo di Cristo. Senza la grazia di Dio, noi con le nostre capacità, con la nostra intelligenza, con la nostra forza, con il nostro impegno, con la nostra devozione, con il nostro andare in chiesa, con il nostro pregare, noi da soli non possiamo farlo. Non riusciremo mai a essere perfetti come Gesù ci chiede. Non riusciremo mai ad avere un vero ravvedimento come Gesù ci chiede in questo versetto. L'unico modo per avere tutto questo è solo e unicamente attraverso quella grazia che Gesù ha versato sulla croce per noi e che oggi ci dà la capacità di vivere appieno, in modo perfetto, il Vangelo di Cristo. Ma se noi vogliamo essere perfetti, l'unica cosa a cui possiamo fare riferimento è soltanto la grazia di Dio. Non è la nostra capacità, non è per forza né per violenza, ma è per lo Spirito mio, dice il Signore degli eserciti, così come c'è scritto nel libro del profeta Zaccaria. E per finire, l'ultima cosa che Gesù ci dice dopo esserci accorti cos'è che ci ha fatto abbandonare il nostro primo amore, dopo esserci ravveduti, essere tornati indietro, finalmente possiamo avanzare. Torna a fare le opere di prima. Fratelli, voglio terminare, anzi chiamo il gruppo di lode perché è già tardi. Ti chiedo di alzarti in piedi così andiamo verso la fine di questa parola. Amen. Se noi non riusciamo a tornare indietro da questo posto in cui abbiamo abbandonato il vostro primo amore, noi non potremo mai vivere la seconda parte di questo titolo. Noi non potremo mai avanzare. Quando Gesù detta questi versetti alla chiesa di Efeso, dice: ricordati da dove sei caduto, ravvediti e torna a fare le opere di prima, altrimenti io rimuoverò il mio candelabro da te. Quando Gesù dice questa parola, io rimuoverò il mio candelabro, lui si sta riferendo a due cose in particolare. La prima cosa che il candelabro rappresentava era la presenza di Dio. Se noi non riusciamo a ritornare indietro dalle nostre vie in cui siamo entrati, queste vie che ci hanno allontanato dal nostro primo amore, Gesù toglierà la sua presenza da in mezzo a noi.
E fratelli, la cosa più forte forse che noi possiamo capire in questo testo è che Gesù non sta parlando a me, Gesù non sta parlando all'Andrea, Gesù non sta parlando a Alberto, Gesù non sta parlando a William, Gesù non sta parlando a Rafael o a nessun altro di noi in particolare. Gesù sta parlando alla sua Chiesa. Gesù sta dicendo: se tu non torni indietro da queste tue opere, da queste tue vie, se tu non ritorni al primo amore, io toglierò la mia presenza da in mezzo alla Chiesa. La seconda cosa di cui ci parla questo candelabro è la luce. Gesù non soltanto toglierà la sua presenza da in mezzo a noi, ma Gesù farà sì che noi non siamo più una Chiesa che illumina. E Gesù ci ha chiamato a illuminare. La Chiesa è la luce nel mondo oggi. Ma se noi non siamo in grado di abbandonare ciò che ci ha allontanato da Lui, noi non saremo più in grado di illuminare. Se noi non siamo in grado di rimetterci in pari, di ricostruire, di restaurare la nostra vita in qualsiasi ambito essa deve essere restaurata, noi non saremo in grado di illuminare. Noi non saremo in grado di essere una Chiesa rilevante. Noi non saremo in grado di essere quella Chiesa di Atti 2 che in un giorno ha fatto sì che 3.000 persone si convertissero al Vangelo. Quella Chiesa che era ancora piena del primo amore. Quella Chiesa che era ancora piena di ciò che serve per essere luce in questo mondo. Fratelli, se noi non siamo in grado di ritornare al nostro primo amore, noi non saremo più luce per questo mondo. Non solo la presenza di Dio non sarà più in mezzo a noi, ma noi non saremo più luce per gli altri. Io vorrei che tu potessi meditare su questa parola questa sera per la tua vita. Tu stai camminando su questa via che è Cristo, stai pestando, stai dimorando in Lui, così come Lui ci chiede di fare in Giovanni 15: dimorate in me, io dimorerò in voi. Stai dimorando in Lui, stai vivendo in Lui, stai compiendo appieno la sua volontà. Stai vivendo i suoi sogni, stai vivendo i suoi piani, stai vivendo la chiamata che Lui ha messo nella tua vita. Stai vivendo appieno la tua vita nella tua casa, nella tua famiglia, con tua moglie, con tuo marito, con i tuoi figli. Stai vivendo appieno quello che Lui ti ha dato, di cui prendere cura, la responsabilità che Lui ha messo nelle tue mani, indipendentemente da quale responsabilità sia. Forse è la responsabilità di una persona della tua casa, forse è la responsabilità di un amico, di un collega. Stai vivendo appieno su questa strada, su questa via, o qualcosa ti ha portato a prendere una di queste diramazioni e pensi che stai andando avanti, ma in realtà un po' alla volta ti stai solo allontanando da Lui. Più ti allontanerai, più la luce del candelabro si spegnerà, più la presenza andrà via dai nostri cuori, più questa Chiesa, la Chiesa di Cristo, non questa ma la Chiesa di Cristo, non sarà più una Chiesa rilevante. Gesù vuole che noi torniamo a fare le opere di prima, quelle opere che infiammano generazioni, quelle opere che riempiono il cielo di anime, quelle opere che Lui ci ha chiamato per fare e che ha già preparato davanti a noi affinché noi le compissimo. Se Gesù guardasse oggi questa Chiesa, cosa vedrebbe? Troverebbe amore in questa Chiesa, troverebbe amore per Lui, troverebbe uomini, donne, giovani, adolescenti che lo amano, dichiarando che Lui è il loro primo amore, o troverebbe una generazione che lo ha abbandonato. Io vorrei che tu potessi pregare insieme a me e vorrei che tu potessi pregare per te come io pregherò per me, perché Dio possa guardare il mio cuore oggi e trovare un cuore che abbonda di amore per Lui, di un amore vero, di un amore sincero, di primo amore.
Ma se così non fosse, che il nostro Signore Gesù possa trovare il modo per farci ricordare da dove siamo caduti. Che il nostro Signore Gesù e la sua bontà possano condurci al ravvedimento. Che il nostro Signore Gesù possa convincerci, costringerci per mezzo del suo amore a fare le opere di prima. Chiudi i tuoi occhi e abbi questo momento personale di intimità con Dio. Signore Gesù, io ti prego per me, Signore, così come ogni mio fratello, mia sorella in questo momento sta pregando per se stesso, perché desidero, Signore, che tu possa guardare verso di me questa sera e trovare un cuore che abbondi di amore per te. Tu possa trovare un cuore che ti ami sinceramente. Tu possa trovare un cuore che gioisce del primo amore. Un cuore che è desideroso di incontrarti, di stare tra le tue braccia. Un cuore che è desideroso di venire alla tua casa per adorarti in festa. Un cuore che è desideroso di compiere le tue opere, quelle opere che sono tanto importanti che tu hai messo davanti a noi. Ma se così non fosse, Signore, se oggi trovi il mio cuore lontano da te, anche se sembra che sto andando avanti, Signore, in realtà mi sto solo perdendo e allontanando. Se tu trovi questo, Padre, io ti chiedo che tu possa mettere in me, Signore, una coscienza di capire che cos'è che mi ha fatto abbandonare il mio primo amore, cos'è che mi ha portato lontano da te, cos'è stata la causa di questo, e che io possa avere un vero ravvedimento, che io, costretto dal tuo amore, dalla tua bontà verso di me, possa tornare di corsa indietro su questa via che ci conduce alla casa del Padre, su questa via che ci conduce alla vita eterna, su questa via che io voglio seguire senza voltarmi né a destra né a sinistra, ma correndo tra le tue braccia, Dio. Signore, che tu possa trovare una chiesa che compie le tue opere. Ma se così non fosse, Signore, rimetti in noi il desiderio di fare le opere di prima, quelle opere che ti rendono gioioso, quelle opere per le quali ci hai chiamato, quelle opere che infiammano generazioni, quelle opere che riempiono la tua casa, il tuo cielo di anime. Signore, qua c'è la tua chiesa, non togliere il tuo candelabro da in mezzo a noi. Vogliamo essere una chiesa ripiena della tua presenza, vogliamo essere luce per questo mondo. Dacci la forza per questo io ti prego nel nome di Gesù. Amen. Riconosco che sei il Signore qui davanti a te.
Gloria al nostro Signore Gesù per questa serata, la sua presenza, dove abbiamo potuto sentire il suo spirito vivo e forte in mezzo a noi. Facciamo un applauso al nostro Signore. Stiamo per terminare la nostra serata. Dopo ci sarà qualcosa da mangiare qua fuori. Oggi la cucina è del nostro dipartimento di missioni, quindi se prenderete qualcosa da mangiare oggi, mi sembra che hanno detto che ci siano kibi da mangiare. Se prenderete qualcosa da mangiare, sapete che la vostra offerta è un'offerta missionaria. È un'offerta per le opere missionarie di questa chiesa.
Vogliamo prima di terminare fare gli auguri alle persone che hanno compiuto gli anni in quest'ultima settimana. C'è qualcuno che ha compiuto gli anni? La Gabi? Nessuno ha compiuto gli anni? Sul serio? C'è Adam, dov'è Adam? È scappato proprio. Va bene, dai. Allora basta, niente auguri. Se non riusciamo a recuperare Adam, se qualcuno lo sta inseguendo, non lo so. Dato proprio? Dio. Vabbè. Dopo tutti fuori a fare gli auguri a Adam. Amen. Allora possiamo fare una preghiera chiedendo al Signore che possa benedire la nostra settimana. Si può fare così con le tue mani. Non è che se fai così riceverai di più, ma vogliamo farlo profeticamente affinché questa benedizione possa riempire la nostra vita, possa riempire la nostra casa. Chiedendo al Signore Gesù che la sua gioia possa inondare i nostri giorni e quelli della nostra famiglia, che l'allegria che viene da Lui possa riempire le nostre vite, che possa darci salute, che possa darci la pace che Lui ci dà, e chiedendo che l'amore del nostro Dio, chiedendo che la grazia del nostro Signore Gesù Cristo e che la comunione con lo Spirito Santo possa essere con tutti quanti noi, e come uno in Cristo possiamo dire Amen.